Bene, allora, visto che la professoressa Agazzi è arrivata trafelata dall'insegnamento, ma puntuale però, dire da riunioni, possiamo incominciare. Allora, come voi sapete, questo è un corso di storia medievale che abbiamo organizzato l'Ateneo Veneto insieme all'Associazione Amici dei Musei che rappresento, e si è svolto in 4 lezioni, 4 mercoledì, che con questo è l'ultimo, ma comunque delle lezioni molto interessanti che hanno affascinato il pubblico, visto non solo i contenuti, ma la bravura dei relatori che la professoressa Agazzi, insieme alla sua collega e coordinatrice Martina Frank, hanno organizzato. Di questo io volevo ovviamente ringraziare la professoressa Agazzi e la professoressa Frank, unitamente a lei, perché veramente si dedicano e ci hanno dedicato queste ore dando il massimo della loro disponibilità e dimostrando di avere delle elevate conoscenze e competenze in materie che sono molto particolari. Anche quello che oggi tratteremo, la professoressa parlerà della scultura medievale al di fuori delle chiese, perché abbiamo visto San Marco, abbiamo visto Torcello, abbiamo visto dei luoghi caratteristici religiosi di questa città dove la scultura medievale ha inciso. Oggi andremo al di là e andremo in altri ambiti, immagino, io sono incompetente in materia, ma immagino in sepolture, in forse anche pozzi, comunque arredi che rivediamo comunque nella nostra città. Un grazie particolare pertanto alla professoressa Agazzi, e io mi permetto di regalarle, di farla socia per l'anno 24 insieme alla Martina, in modo che quando avrà occasione e possibilità, se le farà piacere venire a qualche nostro percorso, qualche visita che l'Associazione Amici dei Musei organizza per tutto l'anno, diciamo, con delle cadenze 1 volta o 2 alla settimana, riceverà il programma e se sarà con noi ci farà sempre molto piacere. Grazie, grazie a tutti voi. Allora, grazie intanto a tutti i presenti così determinati e pazienti in una giornata fredda e prenatalizia, quando magari ci sono altri pensieri. E anche in questa lezione, come nella mia prima lezione, faremo una cavalcata attraverso secoli, con più fili che a volte si intrecciano. Scultura fuori dalle chiese, come annunciava la Presidente, effettivamente usciamo dalle chiese, ma non troppo distanti dalle chiese, perché il primo argomento che voglio affrontare è quello delle sepolture. Nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, non si seppelliva dentro le chiese. Solo alcuni specialissimi potevano essere sepolti dentro le chiese, si chiamavano inumazioni privilegiate, e soprattutto santi. Si poteva seppellire nei pressi delle chiese, addosso ai muri delle chiese, sotto i portici delle chiese o negli spazi intorno, che poi sono diventati campi, ma ovviamente erano comunque sepolture di pochi, non erano certamente i cimiteri di tutti. E abbiamo alcuni relitti, alcune sopravvivenze di questa modalità, e questa è una testimonianza molto remota e, come vedete, senza nessuna particolare qualificazione. È visibile all'esterno dei musei di Torcello, quando si sta in piazza, chiamiamola piazza a Torcello, il museo del Medioevo, diciamo, dell'età moderna a sinistra, la loggia a destra che al piano superiore ospita la collezione archeologica, e addosso al muro della loggia c'è questo sarcofago che in realtà non è di Torcello, ma è stato trovato a Grisolera, che non è altro che Eraclea. E la cosa interessante è che ha un'iscrizione, vedete, condotta in un modo estremamente inesperto, con una linea che va su e giù, con lettere poco accurate, ed è un'iscrizione che ricorda
un Felis Episcopus, è una sepoltura quindi di una personalità al vertice dell'organizzazione ecclesiastica. Ecco, questi sono i personaggi che principalmente possono essere sepolti in casse, che al limite hanno solo ed esclusivamente l'iscrizione. Anche nel battistero di Torcello sopravvive una sepoltura, quindi non dentro la chiesa, ma nello spazio architettonico, compreso, come vedete, nello spazio architettonico. È uno sarcofago di cui resta solo un pezzo del coperchio, vedete, compreso assolutamente nell'architettura, e la contiguità, cioè l'unitarietà tra battistero e sepoltura è attestata in moltissimi battisteri altomedievali. Un caso famoso è quello di Albenga, e non ci deve stupire quest'unità tra morte e inizio della vita spirituale col battesimo. È una situazione che possiamo trovare in molti luoghi. È un sarcofago anche questo senza nessuna connotazione. Oggi non vedremo monumenti di grande valore storico-artistico, non vedremo attestazioni di mani di altissimo livello, ma una produzione speciale comunque, perché appunto nell'Alto Medioevo sono pochi che possono permettersi questa cosa, ma una produzione in qualche modo di livello leggermente inferiore. Abbiamo altre attestazioni delle stagioni più remote. Questa è una lastra di un sarcofago trovato nei restauri di San Marco ed è un pezzo riutilizzato a San Marco, perché si riutilizzano le vecchie sepolture. La cosa importante di questo pezzo è che comunque possiamo ricostruire la sua struttura completa grazie a quelle modalità iterative e compositive di cui ha parlato Valenti nella sua comunicazione. E la cosa importante è l'iscrizione, c'è il nome, anche qui un'iscrizione non particolarmente accurata, elegante, ma che testimonia questo desiderio di portare il ricordo del defunto, che è in continuità con l'antico. A Venezia noi troviamo questa continuità della memoria, della volontà di perpetuare la memoria. Quindi una scultura funeraria anche nell'Alto Medioevo c'è stata, con un repertorio perfettamente paragonabile ad altre attestazioni. Aiuto, sono andata troppo avanti. E in particolare qui il soggetto è tralci di vite, le colombe che abbiamo già visto, il leone che è un leone pacifico, è la pace degli animali, l'aspettativa del paradiso dove tutti stanno in pace, l'aspettativa del defunto di poter appunto stare in pace in paradiso. E abbiamo altri pezzi riconducibili appunto a sepolture dove troviamo repertori perfettamente confrontabili con scultura di VIII secolo. Questi pezzi sono a Murano, uno nella cappella di Santa Filomena, a sinistra della chiesa, in comunicazione anche con la chiesa, e quest'altro molto mal ridotto nel Museo Vetrario. Certamente questo ha un livello un pochettino più elevato e si confronta con tante lastre, in particolare a Cividale noi troviamo questi motivi, con queste girandole, con queste croci gigliate, questi fioroni. Questo è un repertorio proprio di VIII. E qui troviamo una serie di archi con delle specie di alberelli, non croci, repertori appunto a volte balbettati, come in questo caso nel pezzo inferiore. Abbiamo anche un sarcofago intero, recuperato a Murano nei restauri degli anni 70, nell'abside laterale di destra, probabilmente riutilizzato nella ricostruzione del XII secolo, riscoperto, viene messo in valore, viene recuperato come base d'altare, e così io l'ho studiato. Era interessante questa volontà di recupero e di rimessa in valore in un punto centrale della chiesa negli anni 70. Dietro c'è l'altare barocco che è stato conservato, e qui davanti appunto un altare predisposto secondo i dettami del Concilio Vaticano II, col sacerdote che può stare dietro, un altare che contiene anche una reliquia di San Gerardo Sagredo che si poteva vedere da dietro. Proprio questa collocazione ha fatto sì che recentemente questo allestimento è stato smontato e anche vanificato, nel senso che la cassa è stata spostata di lato a ridosso del muro nel transetto. Questa decorazione non è più visibile, come se non interessasse più,
ed è visibile invece l'iscrizione che ricorda il corpo deposto lì dentro, quindi la deposizione del corpo di San Gerardo Segredo prevale nettamente, il culto, la devozione, e il valore di questo oggetto è passato in secondo ordine. Quindi se andate in chiesa non vedete questa cosa. È interessante invece la dinamica appunto di recupero negli anni 70, di rimessa in valore di questo oggetto, anche questo riconducibile all'ottavo. Sempre a Murano ci sono tantissime testimonianze, in particolare nell'Ottocento, quando hanno lavorato a nord della Basilica proprio per realizzare questa cappella di Santa Filomena, hanno trovato un cimitero alto medievale, ma già prima avevano attinto a questo cimitero riutilizzando sarcofagi e tombe, e questo è molto interessante perché in realtà è un pezzo antico, romano. Questi putti sono eroti con le fiaccole spente, appunto simboli funerari, sotto arcata. Anche la tabella centrale ha proprio il design, la concezione tipica di tanti oggetti quest'uso antichi, e hanno preso una cassa antica e l'hanno riutilizzata nell'Alto Medioevo, semplicemente facendo una croce e mettendo un'iscrizione difficilissima che Calvelli ha studiato, Lorenzo Calvelli ha pubblicato ed è riuscito in qualche modo a percorrere questo labirinto di lettere e a restituire il testo che riguarda più deposizioni, perché non si metteva un solo corpo, ma si utilizzava una cassa per un gruppo familiare, per più deposizioni. L'unica aggiunta, oltre alla croce incisa e l'iscrizione, questa matassa qua sotto, che è un aggiornamento di gusto per l'Alto Medioevo, per la fase di recupero. E poi questa seconda sepoltura è stata riutilizzata, hanno tagliato quel frontale e l'hanno usato per il pavimento della Basilica di Santa Maria Donato. Quando hanno toccato delle lastre di Santa Maria Donato hanno recuperato lastre alto medievali e anche questa. Sempre a Murano abbiamo un'altra testimonianza appunto arrivata da questo cimitero scoperto a nord della Basilica, una cassa con una treccia, qui c'è anche una croce, c'è un'iscrizione che ormai non si legge più ma è documentata da un disegno pubblicato sempre da Calvelli, con il nome del deposto, il nome, anche il cognome, Johannes Masserdalus, e vedete che è una cassa sicuramente di reimpiego dove semplicemente è stata disposta una treccia che gira tutta attorno, e questo è l'elemento di nobilitazione che ritroviamo anche in un'altra cassa trovata a Sant'Ilario, questo insediamento monastico benedettino importante nella zona diciamo Fusina, studiata, una zona indagata archeologicamente recentemente da equip collegate a Gelichi, e ci sono state numerose pubblicazioni in tal senso, ma era stata una scoperta di fine Ottocento, hanno trovato la pianta l'impianto della basilica, e i reperti di questo scavo sono finiti tutti al museo allora comunale e ora in deposito al museo archeologico. Uno dei reperti è questo sarcofago che non solo ha questa intreccia e una croce che di solito si mette dove è la testa, no? Come per proteggere, ma c'è anche un'interessante iscrizione anche qui che ricorda un donatus. Quindi ci troviamo di fronte a una produzione di sarcofagi certamente per un'elite, ma che adotta dei repertori, degli standard, basta una treccia per ornare, per qualificare questi oggetti, e comunque ci troviamo di fronte a una produzione che dobbiamo collegare a dei maestri del posto che cominciano ad applicarsi ad una produzione perché c'è una richiesta, c'è un'esigenza, e usano i repertori della plastica di arredo. Un altro reperto molto interessante è trovato a Damiano, è documentato da un disegno del Casoni, è finito diviso in due pezzi, uno a Torcello, l'altro nei depositi di Cadore, e vediamo appunto questo intreggio qui molto più raffinato e un'iscrizione al centro molto più accurata rispetto alle prime che abbiamo visto, che ricorda un Ioanni Villarime, ed è anche questo un cognome attestato nelle fonti. Questa modalità, intreccio che satura il fronte, un'iscrizione condotta in un nastro, è presente anche in questa lastra consuntissima, finita nel seminario patriarcale, delle collezioni del patriarcato,
è documentata dal Cicogna, dove si legge ancora l'iscrizione e si ricorda una deposizione di una coppia, Vitale e Paolina. Anche qui vedete i repertori, gli intrecci desunti dalla plastica di arredo. Nella prima lezione vi ho fatto vedere le lastre di San Marco, ecco un particolare di una delle lastre alto medievali di San Marco, questi intrecci triviminei, questi annodamenti, questa saturazione della lastra la ritroviamo appunto nella scultura funeraria, che adotta schemi e soluzioni dell'arredo liturgico, e quindi c'è una ricaduta in questa produzione più speciale, più mirata. Abbiamo un'altra importante attestazione, questa è datata, 980, è un caso interessantissimo. Qui non c'è nessun aggiornamento formale, non ci sono trecce, elementi riconducibili ai repertori e ai gusti altomedievali, solo l'iscrizione ci colloca questo oggetto nel 980. È molto nascosto, dietro all'altare della sacrestia di Torcello, di Santa Maria Assunta di Torcello, ma è un altare collocato lì da Forlati nei restauri. Appunto, facendo questi lavori scoprono nel muro di fondo della sacrestia un sarcofago con questa iscrizione che ricorda un prete, Domenico, quindi siamo in un ambiente contiguo alla chiesa, forse più che una sagrestia all'epoca un atrio, perché probabilmente si entrava in chiesa da nord. Ricordiamoci che a Torcello nell'Alto Medioevo si arrivava dal canale di Sant'Antonio, quello che è oltre la basilica, non si arrivava certo attraverso il percorso che facciamo noi arrivando in Vaporetto. Questo sarcofago è un caso molto interessante perché anche qui abbiamo un reimpiego, di reimpieghi ha parlato Miriam Pilutti-Namer. Questo è un caso di reimpiego ancora una volta di un sarcofago antico, però completo, cassa e coperchio acroteriale, il tetto di una casa, gli acroteria con le lettere DM, dis manibus, appunto si consegna il corpo del defunto nelle mani degli dei, e la tabella centrale, che doveva essere occupata da qualcos'altro, è stata semplicemente riscolpita per porre questa iscrizione, per consegnare la memoria di questo prete Domenico a chi passa. L'ultima riga è: chi legge preghi per Domenico, quindi era in una posizione visibile di passaggio. E i reimpieghi non finiscono, ovviamente, continuano, come abbiamo imparato da Pilutti-Namer, e facendo un salto temporale, un caso molto interessante è una tomba dogale fuori di Santi Giovanni e Paolo, ma in facciata. Quindi una sepoltura dogale, non all'interno della chiesa, moltissime altre sono all'interno della chiesa, ma questa, in particolare di più dogi, Jacopo e Lorenzo, è posta al di fuori. E qui su questo oggetto ci sono numerosi dibattiti, cioè è un oggetto che imita l'antico, è un oggetto antico reimpiegato, molto probabilmente è un sarcofago a cassapanca, quello precedente è a cassapanca, la forma della cassapanca, ne abbiamo viste tante, vengono eternamente replicate poi in legno, e vedete che non c'è una struttura architettonica. Questa è l'evoluzione invece di quella tipologia, con le colonnette ai lati, c'è tutto un repertorio di produzione antica con questa soluzione pseudo-architettonica, la tabella centrale come nell'altro, e poi due angeli, certamente, molto probabilmente non sono antichi, e negli acroteria troviamo i simboli dogali, e nel coperchio, che ricorda ancora un tetto, troviamo croci, colombe, croce in cerchio. È un oggetto difficile, nel senso che c'è molta discussione sulla cronologia dei singoli interventi, ma che ci denota comunque un gusto, un'attenzione per l'antico, una volontà di fare qualcosa all'antica, che sia recuperato un oggetto antico in parte rilavorato, o che sia un'imitazione deliberata dell'antico, comunque è un segnale di un gusto particolare che troviamo testimoniato anche nell'atrio di San Marco. Nell'atrio di San Marco ci sono numerose sepolture, una è appunto quella del doge Morosini, dove c'è un altro caso proprio di riuso dell'antico rincorniciato. Questo è un elemento molto
costante nel 200. Sono tombe queste importanti, ecco, vediamo tombe di dogi e anche quest'altra, qui entriamo, non rispetto la mia linea di parlare di oggetti al di fuori della chiesa, ma volevo richiamare questi oggetti per questo gusto dell'antico e per questa struttura architettonica. Vedete che torna la struttura architettonica, poi ci sono le modanature, c'è un soggetto antico, bizantino, rielaborato con Cristo in trono e non in aureola, in alone di luce, ma in trono sollevato dagli angeli e benedicente, replicato più volte, reiterato. Questa è una produzione proprio di 200 che guarda l'antico e però produce qualcosa di nuovo e in una destinazione prettamente funeraria, quindi c'è anche una certa, diciamo, originalità, ma poi abbiamo una produzione, diciamo, media, anche se ovviamente ricordiamo sempre che non sono le sepolture di tutti. Sempre fuori dalla chiesa, Santi Giovanni e Paolo, tra pilastro e pilastro trovano posto sepolture aderenti alla chiesa e quindi ricevono la protezione della chiesa in qualche modo, e troviamo già i repertori, cornici modanate, un cerchio con un'iscrizione, croci pomate e qui invece semplice incorniciatura. E per la lastra frontale con una semplice incorniciatura possiamo richiamare dei motivi di 200, di inizio 200, e torniamo dentro le chiese per trovare appunto dei riferimenti. La tomba del vescovo Bonobalbi, che è la prima datata dentro la chiesa di Santa Maria Assunta, è il vescovo di Torcello, viene sepolto all'interno della chiesa, nella parete nord, della navata nord, in arcosolio. C'è un'iscrizione dipinta che adesso si legge poco, ma è datato 1216, e vedete che si gioca con i materiali, le modanature interessano la cornice in rosso veronese, poi c'è una bellissima lastra di marmo venato, con un gioco di contrasto cromatico che interessa anche il rinnovo della recinzione presbiteriale di Torcello che abbiamo visto, ma all'esterno, nelle parti laterali. E un'altra attestazione interessantissima di inizio XIII secolo è la tomba fatta per il corpo di San Simeon Grando, arrivata da Costantinopoli, reliquia arrivata da Costantinopoli, che viene prima deposta dentro questa cassa, vedete, semplicemente modanata e con una croce, che poi viene rinnovata con l'intervento straordinario di Marco Romano, e questo è proprio un monumento a tutti gli effetti. Ma mi interessava segnalarvi questa soluzione lastra modanata con croce, soluzioni desunte dalla plastica di arredo, dalle lastre, ma si crea quindi poi nel tempo una varietà di soluzioni e una richiesta abbastanza evidentemente insistente, soprattutto per le chiese mendicanti. Intorno alle chiese mendicanti dei frari e dei Santi Giovanni e Paolo si affollano le sepolture di chi fa lasciti a favore di questi grandi conventi mendicanti e quindi ottengono la possibilità di stare nei pressi della chiesa, sempre appunto per raccogliere la protezione. E qui troviamo una serie di attestazioni e di variazioni di questa tipologia con le colonnette. Le variazioni sono le modanature, vedete che qui abbiamo una specie di fregio architettonico con questi dentelli, le colonne spiralate ai margini, e la lastra, la riquadratura principale ha sempre questa scansione, diciamo, con 3 oggetti, con le croci, in questo caso in quadrilobo, e lo scudo della famiglia. Le varianti possono essere nell'organizzazione della croce, la presenza o meno dello scudo, la presenza di un'iscrizione, ma vedete che c'è una variazione ma in una standardizzazione. Questi sono prodotti che vengono offerti, appunto sceglie una variazione, questo, quell'altro, voglio l'iscrizione, mi basta lo stemma, o il committente prima
della sua dipartita, o chi deve realizzare le volontà, perché nel testamento spesso si scrive voglio che venga fatta una tomba così così, e quindi poi sono gli esecutori testamentari che si occupano della realizzazione, quindi il testamento a volte può servire a collocare qualcosa, ma l'iscrizione ci testimonia la data della morte, quindi intorno a quella data deve essere collocata quella realizzazione. Questa appunto è una modalità che interessa molte attestazioni e ci dimostra la presenza di botteghe che rispondono appunto a una richiesta, modulando di volta in volta in modo diverso questo repertorio, e appunto non sono i casi monumentali che abbiamo invece all'interno per esempio di Santi Giovanni e Paolo o dei Frari per le tombe importanti dove c'è un intervento scultoreo decisamente più connotante. Questa è la produzione appunto, ribadisco, media. Questo è del 1322 e l'aggiornamento consiste appunto nel quadrilobo, le colonnine spiralate, sono gli elementi di contorno che ci possono segnalare un minimo di aggiornamento. E cambiando completamente, facendo un salto all'indietro, vi sottoporrò più volte a questi andare e venire nel corso di questa lezione, un altro repertorio importante di produzione scultorea al di fuori delle chiese, ma proprio fuori dalle chiese, è quello dei pozzi. E fin dall'Alto Medioevo noi vediamo una produzione di pozzi, che sono un elemento essenziale di vita. A Venezia ci sono un po' di pozzi artesiani, ma principalmente si attinge l'acqua con una macchina complessa di filtraggio dell'acqua piovana che viene raccolta in pilelle, filtrata attraverso un banco di sabbia al di sotto e poi attinta attraverso la canna, e questo è solo l'elemento di coronamento della canna, di affaccio e di possibilità di attingere, che viene ornato. È l'elemento di qualificazione delle case maggiori, evidentemente, delle situazioni più elevate. Non sono ovunque i pozzi nell'Alto Medioevo, ci sono alcuni che possono permettersi un intervento scultoreo, possono permettersi di acquisire un pezzo anche importante dal punto di vista semplicemente del peso e del problema del trasporto, e che vogliono qualificare la casa con un pezzo di questo tipo. Nei documenti medievali dove si descrivono le case sono sempre descritte fino a una certa età, fino al XIII, abbastanza sommariamente. E viene sempre detto se c'è il pozzo. Il pozzo è un elemento fondamentale di qualificazione di una casa. Una casa, una domus, una casa padronale della famiglia, le domus maior o magne, non possono non avere il pozzo, è essenziale, e anche le case non principale riferimento hanno il pozzo, e il pozzo viene qualificato formalmente. All'inizio noi abbiamo attestazioni di pezzi cubici, vedete la lavorazione è molto diciamo scabra, solchi che disegnano spiccati, strane forme, ma che lasciano in evidenza croci che hanno valenza protettiva. L'acqua è fondamentale, è essenziale, quindi il pozzo è sempre ha sempre elementi protettivi appunto di santificazione dell'acqua, di protezione dell'acqua. Quindi modanature, una croce su due facce, una croce che interessa tutta la facciata, mentre su altre due si gioca su questa minima variazione, questa piccola crocetta. Sono spesso realizzati questi oggetti con pezzi di reimpiego. Questo è un pezzo antico, c'è un'iscrizione, sopravvive un'iscrizione romana, e anche questo è cubico, e ogni faccia è decorata in modo diverso. E qui abbiamo ancora la croce circondata dagli alberelli, da questi fioroni stellati, motivi che abbiamo già visto con questi vortici o i cerchi allacciati, e vedete che qui abbiamo anche l'agnello crucifero, un altro elemento di protezione e di invocazione. Abbiamo anche
però cominciamo ad avere anche le vere circolari, e vera è proprio richiama la forma del cerchio come termine, il termine che noi usiamo poi dal volgare in poi. E qui troviamo il repertorio delle lastre, degli elementi di arredo liturgico, gli elementi sacri che interessano questi oggetti di uso civile, ma transitano appunto con questa valenza protettiva. Le croci in arcata, che circondano completamente questo oggetto, e quest'altro invece di forma cubica, dove ritroviamo il repertorio dell'intreccio trivimineo nelle fasce, al di sopra, al di sotto, vedete la combinazione di diversi motivi, la variazio e la croce ancora una volta protettiva. Ecco, queste sono le due facce di questo pozzo che abbiamo appena visto, e qui c'è anche un elemento abbastanza colto con questa linea, vedete, questi sono motivi che richiamano le fuseruole antiche, classiche, quindi c'è un esercizio anche di contorno più accurato, e la lastra, vedete, le facce sono ben organizzate, e il motivo della croce inarcata, della croce protettiva, la croce circondata, accompagnata da alberelli, l'abbiamo visto a Murano in questa lastra, sempre al Museo Vetrario. La ritroviamo in un pozzo finito a Berlino, che possiamo confrontare, in particolare vedete la combinazione della croce che è legata agli alberelli e ai pilastrini, come se fosse un festone. Questo motivo lo troviamo, mi dispiace perché questa foto non è ottima, lo ritroviamo in un pezzo di sarcofago. È un sarcofago perché c'è proprio l'angolo, voi vedete solo il frontale, ma c'è anche il laterale, sempre trovato a San Marco, croce in arcata con questi motivi a festoni, e un altro pezzo di San Zaccaria. Quindi è un repertorio che troviamo sia nella scultura funeraria, torniamo qui sulla scultura funeraria, sia nei pozzi. Quindi si applicano i motivi maturati nell'ambiente ecclesiastico e li si riversa su un ambito produttivo più vicino, diciamo, all'aspetto ecclesiastico, di culto, di fede, nel cimiteri, e però anche nella dimensione civile, qualificando un elemento essenziale dove si condensa evidentemente gran parte della qualità degli edifici dell'Alto Medioevo, che, ricordiamoci, erano prevalentemente lignei, non erano petrinei, quindi il pozzo poteva essere il massimo della qualificazione formale, ed è una produzione continua questa a Venezia. Anche a Roma abbiamo attestazioni di pozzi altomedievali, e in quel caso anche confrontabili con la produzione veneziana, ma a Venezia si continua, è una produzione veramente intensa. Ovviamente sui pozzi non si può non ricordare il lavoro fondamentale di Aldo Rizzi, quindi il repertorio che ci ha consegnato, e molti pozzi sono andati perduti. Abbiamo visto prima questo di Berlino. Anche i pozzi sono un oggetto particolarmente interessante per il commercio e il mercato dell'arte nell'Ottocento, interessa il Medioevo, tutto il Medioevo, e anche i pozzi sono oggetto di questo interesse, e a volte possono finire nei giardini. Nel caso di Berlino è finito in un museo dove si voleva documentare la cultura artistica tutta. E abbiamo visto pozzi cubici, pozzi circolari, abbiamo visto il motivo dell'arcata, e questo motivo dell'arcata, che ritroviamo anche in questi due esemplari, vedete, sempre resa a basso rilievo. C'è un suggerimento architettonico che diventa poi però concreto con ulteriori attestazioni, dove abbiamo una combinazione tra vera circolare, la parte più interna, e la parte cubica che viene scavata per creare una sorta di microarchitettura, come un piccolo edificio che qualifica appunto questo oggetto indispensabile. Un'altra attestazione importante e famosa che ci documenta ancora una volta l'attività di reimpiego è questo pozzo conservato nel museo di Torcello,
noto già in età umanistica, e che è un pezzo antico, conserva ancora nelle altre facce la decorazione di età romana, ed è stato scavato all'interno, non era un pozzo ma era un cippo, è stato scavato all'interno e rilavorato su una fronte con questo motivo di grifoni attorno a un'asta, non una vera e propria croce, e poi ci sono anche altri animali ferini qui al di sopra, un oggetto che possiamo collocare molto più avanti, verso il X secolo. Ma la produzione dei pozzi appunto è continua e ha un'evoluzione, le arcate vedete sono sempre più evidenti, e in questo di sinistra troviamo un repertorio a tralci e nei capitelli che fa già i conti con le novità marciane, soprattutto i capitelli, con questi schemi, con queste foglie dentellate, anche se la Matassina qui ancora è in rapporto con le soluzioni altomedievali, ma poi questi pozzi che suggeriscono un'architettura si evolvono e riflettono anche le novità dell'architettura, ed ecco l'arco cuspidato all'interno dell'arcatella, e soprattutto in questo pozzo di Corte del Remer vediamo l'utilizzo del marmo veronese, un materiale che viene utilizzato in modo intenso a Venezia dal XII secolo in poi, e quindi questa è una produzione che possiamo collocare in una fase di XII-XIII, e soprattutto nel XII si adottano nuove forme. Il lavoro sui pozzi in qualche modo riflettono le novità a livello architettonico, a livello ideativo nell'Alto Medioevo degli arredi liturgici, ma da questo momento in poi soprattutto le soluzioni adottate nella scultura architettonica. Abbiamo già visto nella prima lezione questi capitelli a cubo scantonato nel chiostro di Sant'Apollonia, siamo alla metà del XII secolo qui. Questo è un capitello venuto fuori dagli scavi in piazza, è un repertorio che si rapporta con la produzione veronese, è un capitello serializzato in qualche modo, perché è un cubo che viene lavorato creando questi angoli con un suggerimento di foglia. Ecco, questo pozzo, che è nello stesso chiostro, si rifà in qualche modo a questo procedimento, per cui si parte dal cubo, lo si scantona e si creano queste strutture che sono semplicemente modanate, ma richiamano le soluzioni dei capitelli, con un'anfora che denuncia chiaramente la funzione dell'oggetto, cioè si attinge l'acqua. Appunto le forme architettoniche continuano nel XIII secolo, a Casenna, Corte dei Preti, con queste architetture però solamente suggerite, e troviamo ancora pozzi cubici con la parte circolare, la parte architettonica, con capitelli che sono assolutamente in debito con le idee marciane, e questi tralci che vedremo sono estremamente diffusi anche in altri repertori. Abbiamo visto le cornici marcapiano rettilinee nella prima lezione, che vedremo di nuovo. Ma le facciate anche sono interessate dall'arricchimento degli edifici, soprattutto dal XIII secolo in poi. Abbiamo detto che l'architettura nell'Alto Medioevo è lignea, nel corso del XII secolo si comincia ad utilizzare il mattone e a costruire con i mattoni, si dice petrinea, questa edilizia nei documenti, perché c'è la necessità anche di difendersi dal fuoco. Ci sono vari incendi nel XII secolo e quindi c'è una spinta fortissima per l'edificazione con i mattoni. Edifici in mattoni, e quindi abbastanza leggeri, ma qualificati da questi inserti. Abbiamo già visto le cornici, abbiamo già detto di come queste cornici, soprattutto quelle ad acanto,
ma anche queste sono in rapporto con San Marco, ne ha parlato Coden nella sua lezione, ha sottolineato l'importanza di queste cornici che scandiscono le altezze della basilica. Abbiamo già visto nella prima lezione questo repertorio di cornici prevalentemente rettilinee, ma motivi che possiamo trovare anche intorno agli archi delle porte d'acqua o delle porte di terra. Queste sono le varie situazioni che vi ho presentato. Quindi incrostazione delle facciate. Anche qui abbiamo detto che c'è un rapporto sicuramente con quanto si faceva nelle chiese, in particolare per i fregi a tralcio abitato. Noi abbiamo delle attestazioni in laterizio sia a Torcello sia a San Marco, che possiamo confrontare con le attestazioni di Pomposa, quindi contesti benedettini, contesti ecclesiastici, dove si inseriscono queste decorazioni in mattoni, laterizio modellato e poi scolpito e definito in questo modo, con tralci che corrono e accolgono spesso un'alternanza animali e motivi fitomorfici o esclusivamente fitomorfici. E questi poi vengono tradotti in pietra, si abbandona il laterizio e si scolpiscono questi nastri che vengono distesi lungo le facciate e a volte possono essere anche recuperati, riutilizzati. Abbiamo visto le varianti poi con le rosette e alla Cadoro, che rivedremo alla fine, noi troviamo questi pezzi accostati con indifferenza per la continuità del motivo, come macchie, margini, cornici che dividono le zone della facciata. La incrostazione della facciata interessa anche, determina anche altre produzioni, non solo i nastri che segnano i piani, ma anche la produzione famosa e fortunata delle patere e delle formelle. Anche questa oggetto di grande interesse nel mercato ottocentesco, che ha determinato anche la produzione di falsi, e anche questo è un campo studiato con grande attenzione da Aldo Rizzi, sia in un catalogo fatto con Swieczowski e poi nel lavoro importantissimo sulla scultura esterna di Venezia, lavori che ci consentono anche di conoscere materiali a volte perduti, perché è un patrimonio che interessa ancora evidentemente. E poi devo ricordare sempre, come ho fatto in precedenza, il lavoro di Dorigo, in particolare questa scultura, non solo le cornici ma le patere, le formelle e altri elementi scultorei che qualificano l'architettura sono oggetto di un paragrafo del suo volume Venezia Romanica, il primo paragrafo dell'8° capitolo, dove c'è una trattazione di queste sculture veramente interessante, un lavoro come sempre in Dorigo sistematico, con una tabella incredibile dove elenca tutti i soggetti, e in questo confronto possiamo vedere anche le diverse articolazioni di queste incrostazioni, queste disposizioni. Quindi noi abbiamo a Cadamosto, abbiamo intanto anche il marmo che qualifica, mentre a Cazzane, che è quella a sinistra quando si arriva in campo Santa Maria Mater Domini, tornando da Rialto, troviamo un muro nudo, mattoni a vista. Molto probabilmente doveva essere intonacato, questa del mattone a vista è un'idea diciamo più moderna, più vicina a noi, e vedete una disposizione diversa. Possiamo avere le patere in cuspide ed arcata oppure intervallate, e a Cazzane abbiamo delle croci, mentre a Cadamosto abbiamo anche le formelle incorniciate, vedete, con questi motivi che non sono neanche a tralcio, ma rosette
sole, singole o accompagnate da questi altri elementi. Tutto chiuso da dentelli, profilato, contornato e amplificate in qualche modo queste formelle dall'aggiunta di queste cornici. E vedete che anche il tralcio è interessato da queste cornici a dentelli binati che sottolineano, contornano e fanno massa, fanno macchia. Questo gusto del colore, del contrasto, noi le vediamo bene queste cose passando in barca? No, vediamo delle macchie, è difficile proprio. Quella di Kazan sì, perché possiamo sostare in campo, ma l'effetto doveva essere appunto quello del colore, del contrasto, la presenza di sculture era importante, la comunicazione, palazzo importante, qualificato da momenti scultorei. Io posso mettere questo, ma valeva soprattutto il contrasto, la differenza, appunto il senso del colore. Ecco, io devo richiamare sempre Sergio Bettini nel suo lavoro fondamentale, nella sua sintesi finale di un lavoro decennale su Venezia, in quel libro bellissimo che è Venezia, nascita di una città, dove parla appunto del gusto del colore a Venezia, che possiamo riscontrare anche in questi accostamenti. E appunto non solo patere, non solo formelle, e attenzione alle patere, come venivano fatte, tagliando colonne a fette e poi si scolpivano. Quindi c'era una disponibilità di colonne, magari la colonna spezzata, io la riciclo, invece di utilizzarla in un certo modo, la riciclo come elemento di decorazione, con un repertorio prevalentemente animalistico e animali in lotta o in contrasto tra di loro, ma non ci sono mostri, pochissimi casi di mostri, uno o due mi ricordo in arcate, ma non nelle patere, animali fantastici sì, come i grifoni, ma non animali negativi. Lotte di animali sì, ma non negatività. Le croci, ecco, anche per le croci possiamo parlare di transito dal mondo ecclesiastico al mondo civile, perché ci sono attestazioni in ambito ecclesiastico, campanile di San Zaccaria per esempio, l'ultima a destra chiesa di San Giacomo dell'Orio. Abbiamo attestazioni di combinazioni di croci e formelle decorative nella cosiddetta casa di Drogdone a Ravenna, quindi un'attestazione molto alta, questo modo di incrostare le facciate a Venezia probabilmente arriva da tradizioni antiche e vengono qui sviluppate. Le croci, ovviamente protettive, vedete che hanno diverse combinazioni, soluzioni, alcune sono integralmente realizzate e pervenute con questo motivo a tralcio, quest'altro con le rosette in clipeo, con queste desinenze pomate, con la croce, questi motivi bizantini che vengono impiegati qui, oppure possono essere combinazioni di pezzi, integrazioni, si usa un pezzo, un altro, e vediamo qui una di quelle cornici che abbiamo visto a San Marco, spiegata da Coden, utilizzata qui un pezzettino perché poi vale la forma, vale la macchia, la differenziazione rispetto alla parete, anche se non è un pezzo tutto omogeneo, non importa. E poi appunto le patere, dove abbiamo queste lotte di animali, ecco qui un grifone, un leone alato, assalti, animali più deboli, animali più forti, grifoni intorno a un albero della vita. Questo è un tema che troviamo a Cabarzizza, questo è Cabarzizza, ma lo troviamo anche a Torcello, ci sono dei frammenti a Torcello e lo troviamo in fronte a Pomposa, nella facciata di Pomposa. È un tema che troviamo quindi dall'XI secolo. E poi varie combinazioni speculari che potevano essere ripetute all'infinito, combinazioni varie. Questa coppa emergente che si può confrontare con alcune coppe emergenti di lastre di San Marco, e San Marco dobbiamo richiamarlo, dobbiamo ricordare, ecco, quando abbiamo visto il portale di San Marco, e ci sono queste, oltre alle cornici, ci sono anche questi inserimenti, sempre incrostazioni di mastice, dove c'è un repertorio animalistico, i grifoni, uccelli, qui uccelli con le colli
intrecciati, vari animali, quindi siamo in XI secolo, fine XI secolo, troviamo un repertorio animalistico anche qui nel portale e anche all'esterno di San Marco, nell'incrostazione della facciata nord, oltre a questo pezzo bizantino straordinario, delle patere, con una strana figura, una testa con 4 corpi di leone, contrasti e lotte di animali, grifoni, l'aquila. Ecco, c'è tutta una letteratura che si applica alla simbologia di questi animali, molto interessante, però non è sempre nell'ambito delle facciate dei palazzi, dobbiamo sempre pensare a una ricerca proprio mirata di una particolare simbologia, che invece doveva esserci nella immagine di sinistra, nel primo arcone di San Marco. Noi troviamo tutte lotte e contrasti tra animali, non c'è racconto ma solo questo tipo di figurazioni. Quindi nel XIII secolo, facciata esterna di San Marco e nel portale e facciata nord, noi troviamo questo gusto, questo tema delle lotte di animali applicate in un fregio continuo, un'opera decisamente più elevata e già in una produzione diciamo quasi più di repertorio. Quindi a Cadamosto, che abbiamo già visto, abbiamo questa disposizione, vedete che i soggetti appunto sono diversi e la combinazione non è in particolare rapporto con la caduta degli archi, ma queste patere stanno come in sommità dell'arco, come faranno poi in età gotica i fioroni che vengono messi alla terminazione degli archi inflessi gotici, continuando in qualche modo questo gusto. Un'altra attestazione molto interessante è il Fondaco dei Turchi. Io vi faccio vedere una foto storica prima del restauro Berchet e un meraviglioso disegno di John Ruskin che ci documenta la torretta di destra, questa dove c'è questo balcone ferrato. Non ci sono le torri, vedete, sono un'invenzione, ma vedete rispetto alla Cadamosto precedente la combinazione è ancora diversa. Le patere stanno tra arco e arco, qui gli archi non sono cuspidati e le formelle occupano una zona di attico superiore, quindi questi elementi vengono combinati in modo diverso. Queste formelle sono state oggetto del restauro e dell'integrazione, dell'intervento, il restauro ottocentesco del Fondaco dei Turchi, e vi segnalo il lavoro monografico di Miriam Pilutin-Amer sul Fondaco dei Turchi, dove è molto ben indicato tutto quello che è originale, quello che è frutto di intervento, di restauro o di imitazione, quindi rinvio al suo lavoro per questa analisi. E qui abbiamo delle produzioni scultoree molto interessanti, vedete i pavoni alla Fonte della Vita, ancora attacchi di grifoni ad animali, leoni accoppiati, strane disposizioni, non sono rappresentazioni ovviamente realistiche e neppure unitarie, ma disposte in verticale indifferentemente. E un'ulteriore attestazione con però una scena diversa in quest'altra di Cafalier, dove vediamo un'ulteriore combinazione nella disposizione di questi pezzi. Appunto la fortuna di questa scultura applicata alle facciate nell'Ottocento, la fortuna di questa produzione è importante. Pezzi di questo tipo finiscono in vari musei, in vari contesti, e ho studiato questa situazione del Klosterhof di Glienicke. È un'invenzione del principe prussiano, fratello di Federico Guglielmo, che in un contesto bellissimo, in un parco che viene progettato, fa costruire vari padiglioni, fa costruire un edificio alla veneziana con cornici, vedete, metri e metri di cornici di questo tipo, sculture altomedievali recuperate, una croce inarcata con gli alberelli, ma anche una formella come quelle che abbiamo appena visto. E quindi anche per questo dobbiamo sempre fare attenzione
alle repliche costruite appositamente, realizzate appositamente per un mercato molto ingordo di questi oggetti, per ornare edifici come in questo caso, che evocano uno spazio che ha anche un valore spirituale, di raccoglimento, oppure banalmente giardini particolari di facciate. I pozzi appunto molto spesso hanno questa destinazione. Abbiamo visto le forme dei pozzi, riprendiamo questo argomento andando avanti nel tempo. E abbiamo visto i pozzi che richiamano forme architettoniche con gli archetti, abbiamo visto pozzi, quello di Sant'Apollonia scantonato. I pozzi non interessano solo ed esclusivamente le abitazioni maggiori nel pieno Medioevo, cominciano a interessare anche i campi, le calli comuni, dove abbiamo varie proprietà, vari edifici collegati a un'unica proprietà, case d'affitto ma che godono di un loro pozzo comune, insiemi di case di proprietà ecclesiastica affittate a un affitto ragionevole, perché la proprietà ecclesiastica incide sul mercato della casa nel 200, c'è un paragrafo di Dorigo, del volume di Dorigo dedicato a questo, e quindi vengono costruite case dignitose, provviste del pozzo comune, quindi il pozzo non qualifica solo ed esclusivamente le case dei più abbienti, ma anche tutta la città, gli spazi anche pubblici mano a mano, e cambiano le forme. E continua il rapporto e la relazione con le elaborazioni dell'architettura. Il pozzo recepisce le nuove forme. Questo in particolare del campo dell'Angelo Raffaele, che ha una datazione del 1340, vedete che non ha più la scantonatura, ma con una foglia arrovesciata. E qui troviamo ancora l'archeggiatura, un suggerimento di un edificio e delle foglie che salgono. C'è una recezione delle nuove idee dei capitelli gotici e in particolare avrà un impatto molto forte la serie dei capitelli del portico di Palazzo Ducale, capitelli ottagonali che hanno diverse soluzioni e due tipi, in realtà un tipo ha dei sottotipi, ma mi limito alle due categorie principali, cioè questi con le foglie, con giri di foglie belle grosse che salgono, possono girare, arrovesciarsi plasticamente, oppure essere ancora chiuse, raccolte come un cavolo con le foglie chiuse, e lasciano ogni singola faccia, 8 facce, lasciano spazio per una figurazione che è appoggiata al primo giro. Vedete che la foglia del primo giro si gira, va verso l'esterno e fa da base per le figurazioni. L'altra categoria, l'altro tipo, invece vede delle foglie allungate, definite da linee e dalla costolatura centrale, che si girano in alto, si rovesciano e hanno una definizione molto più grafica, e potrete notare come questo sia in qualche modo in debito con questa soluzione. Queste soluzioni, cioè pozzi ornati di giri di foglie e che arrivano anche appunto ad avere la forma ottagonale in sommità, è una forma che prevale in età gotica. E alla fine vi mostro qualcosa che ho potuto studiare grazie a un'amica presente, cioè due corti di due palazzi che in realtà sono un unico palazzo in fronte, e cioè i palazzi Giustinian, che sono attaccati a Ca' Foscari. Voi quando siete in Canal Grande, ma anche semplicemente dall'imbarcadero di San Tomà, vedete molto bene Ca' Foscari, e poi una palazzata più bassa e lunga, ma di forme analoghe in qualche modo. Allora, in fronte abbiamo un unico palazzo, in realtà sono due attaccati, fatti costruire dalla famiglia Giustinian
intorno alla metà del XV secolo. Il palazzo qui è ora di Ca' Foscari, e il rettorato ha sede qui, e c'è questa scala esterna che è ricostruita e questo pozzo. Dall'altro lato c'è un palazzo privato, proprietà Brandolini, ma sono due palazzi appunto costruiti assieme. C'era una vasta proprietà Giustinian che interessava anche l'area di Ca' Foscari, però vendono il pezzo dove sorgerà poi Ca' Foscari e costruiscono un palazzo pensando a un utilizzo da parte di più nuclei familiari della stessa famiglia. Praticamente il palazzo è un condominio con 4 appartamenti, 2 di qua, nel cursore, 2 di qua e 2 di là, e vedete hanno analoga pianta, sono speculari. La corte di Palazzo Brandolini non conserva più la scala esterna, ma conserva, vedete, una vera da pozzo del tutto confrontabile con quella ora Ca' Foscari. Anche questa corte è stata oggetto di restauro, quindi il pavimento, vedete, nella parte esterna è totalmente nuovo, mentre qui leggiamo molto bene ancora le pilelle per ricevere l'acqua. E in questi palazzi è molto interessante anche riscontrare il fatto che c'erano ulteriori possibilità di attingere l'acqua. Oltre a questo pozzo fatto tradizionalmente con la vasca sotto che filtrava l'acqua piovana attraverso le pilelle e poi poteva essere attinta, c'era anche un pozzo che usava l'acqua delle grondaie. Questa è una cosa che ha studiato Gianni Ghian, e cioè non basta più raccogliere l'acqua nelle vaste, più o meno vaste superfici delle corti, si riutilizza anche l'acqua delle grondaie, quindi l'acqua piovana ma convogliata dalle grondaie e fatta arrivare comunque ad un banco di filtraggio e attinta da altri pozzi. Quindi in questo insieme c'era anche quest'ulteriore possibilità. E vedete, siamo in pieno 400 e ancora le forme gotiche pienamente vitali, con le foglie angolari, queste particolarmente ricche, le rosette. Le cornici sono diverse, quella del palazzo ora Ca' Foscari è più ricca con gli elementi cordonati, che sono elementi molto frequenti in età gotica, e qui invece abbiamo delle fasce tondeggianti. E restando nel gotico, ecco, questo è il prospetto, l'ho spostata malauguratamente, ecco, questa è la facciata, vedete, sembra un unico palazzo, in realtà in pianta no, in mezzo c'è una calle parzialmente coperta in questo settore in elevato, questa è la porta di questo accesso dall'acqua, e poi è costruita la parte superiore che dà unità, ma era divisa tra le due parti. E poi torniamo alla Ca' d'Oro che abbiamo visto prima, e nella Ca' d'Oro abbiamo una vera da pozzo straordinaria di Bartolomeo Bon, che era uscita dal palazzo ed è stata recuperata. Ca' d'Oro, così come la vediamo, è stato il frutto di numerosi restauri nell'Ottocento in particolare. A questi restauri ottocenteschi ha dedicato attenzione Elisabetta Concina, e c'è un suo libro, Il Palagio Traforato, che documenta tutti questi interventi, queste trasformazioni all'interno. E il palazzo, la Ca' d'Oro, sappiamo che è stata battezzata così perché la facciata era qualificata dalla foglia d'oro, era dipinta, era colorata. Intanto la vera da pozzo, qui appunto siamo oltre la serialità, la produzione media, è un oggetto artistico, e la Ca' d'Oro ha questi elementi, l'incrostazione marmorea, gli inserti in rosso, oltre all'loggiato che richiama nel primo piano direttamente Palazzo Ducale. Ha questo recupero ancora delle fasce e di sculture precedenti. Contarini, il committente, riutilizza tutto, mattoni, pezzi, non si butta via niente, ma non li riutilizza banalmente semplicemente per la loro valenza materiale, ma ancora per la loro forma, ma accostandoli anche con indifferenza.
sono appunto cornici, macchie che però non dovevano essere bianche, perché nei restauri hanno riscontrato che dovevano essere colorate. Infatti ci sono i contratti dei pittori che vengono assoldati per decorare l'interno e l'esterno. Le palle qui del cornicione dovevano essere dorate, e questi fregi dovevano essere colorati con il fondo in azzurro, che avrebbe fatto emergere i motivi dei tralci e delle figurazioni animali che occupavano, quindi mantenendo il valore quelle decorazioni antiche che ancora nel 400 appunto potevano avere un valore, ma certamente è l'ultima stagione in cui avranno un valore per un po' di secoli, fino a che l'Ottocento di nuovo guarderà questa produzione più media, seriale se volete, ma guarderà appunto con cupidigia, con interesse, immettendole poi in mezzo mondo, in tante collezioni museali, in tante case di personaggi che amavano appiccicare da qualche parte questi pezzi, un po' come aveva fatto Contarini. Grazie. Ringraziamo la professoressa Gazzi. Domande? Se qualcuno vuole fare qualche domanda, e se invece siamo già sufficientemente edotti, la ringraziamo veramente per la bella, varia e interessantissima lezione. Ecco. La ringraziamo soprattutto poi per l'organizzazione, ecco. Di quello soprattutto sono contenta. Dell'intero ciclo di conferenze, e ci auguriamo di poter magari il prossimo anno stiamo pensando io e Martina agli argomenti, dall'argomento del prossimo anno dobbiamo un po' confrontarci. Ecco, e mi è stato detto che il prossimo anno il corso si farà in un periodo un po' più anticipato, ottobre-novembre. Va bene, ma ci organizzeremo, cercheremo di non avere lezione in quell'orario. Che appunto Martina Franca ha avuto. Per cui le ringraziamo nuovamente e nell'attesa dell'anno prossimo e del nuovo ciclo la salutiamo di nuovo. Grazie.